Immagina un uomo solo, a cavallo, che attraversa le campagne aride della Sardegna. Dietro di lui non c'è solo un esercito di contadini affamati di giustizia, c'è il sogno di un'intera isola. Siamo alla fine del 1700, mentre in Francia tagliavano le teste ai re, qui in Sardegna qualcuno ha provato a fare lo stesso. Non per odio, ma per fame, per dignità. Quell'uomo si chiamava Giovanni Maria Angioy. Per alcuni un eroe, per altri un traditore. Ma la verità è che lui è stato l'unico che ha provato davvero a spezzare le catene del feudalesimo che ci soffocavano. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche per te conoscere le radici della nostra libertà è un dovere, iscriviti al canale e lascia un like per supportare la vera storia della Sardegna. Per capire chi era Giovanni Maria Angioy dobbiamo prima capire cos'era la Sardegna nel 1700. E ti avverto, non è una bella storia. Nel 1720, con il Trattato dell'Aia, la Sardegna passa a Casa Savoia in cambio della Sicilia. Come se fosse una merce, come se i sardi non esistessero. I Savoia mandano sull'isola i loro viceré, i loro funzionari, i loro soldati. E cosa fanno? Escludono totalmente i sardi dall'amministrazione della loro stessa terra. Tutte le cariche importanti vanno ai piemontesi. I vescovari più ricchi? Ai piemontesi. Le decisioni sulla Sardegna si prendono a Torino, senza consultare nessun sardo. E il feudalesimo, quello che in tutta Europa stava crollando, quello che rappresentava il Medioevo più buio, in Savoia lo mantengono in Sardegna, anzi lo rafforzano. I feudatari continuano a sfruttare i contadini, a tassarli fino all'osso, a tenerli nella miseria più nera. I sardi morivano di fame mentre i nobili piemontesi si arricchivano. E quando i sardi osavano protestare, venivano derisi, chiamati sardi immolenti, letteralmente asinacci, pezzenti, vigliacchi, ignoranti. Immagina cosa significa essere straniero nella tua stessa terra, essere deriso, umiliato, sfruttato nella terra dei tuoi padri. Questa situazione andava avanti da più di mezzo secolo. L'odio della nazione sarda contro i piemontesi cresceva ogni giorno. E in questo clima di rabbia repressa, di dignità calpestata, nasce la nostra storia. Il 21 ottobre 1751 a Bono, un piccolo paese dell'Oceano, nasce Giovanni Maria Angioy. La vita però gli toglie tutto a subito. La madre muore quando lui è ancora bambino. Il padre, vedovo, indossa l'abito talare e diventa sacerdote, ma muore poco dopo. Giovanni Maria è orfano. Ha appena qualche anno e si ritrova solo. Se ne prende cura lo zio materno, Don Taddeo Arras, un sacerdote che sarà il suo primo maestro e che capisce subito che questo ragazzo è speciale. Giovanni Maria studia dai padri mercedari a Bono, poi a Sassari nel collegio Canopoleno, poi all'Università di Sassari. È brillante, eccezionale. Nel 1771 si laurea in diritto civile e canonico. A 20 anni. Nel 1773 vince il concorso per la cattedra di istituzioni civili all'Università di Cagliari. A 22 anni è già professore universitario. Nel 1781 sposa Anna Belgrano, figlia di un ricco commerciante ligure. Hanno 3 figlie. La dote della moglie gli permette di dedicarsi anche all'imprenditoria. Sperimenta la coltivazione del cotone, diventa banchiere, accumula ricchezza. Nel 1789 viene nominato giudice della Reale Udienza, il massimo organo giurisdizionale del Regno di Sardegna. È arrivato al vertice, è stimato, rispettato, ricco. Ma Giovanni Maria Angioy non è un uomo qualunque. Ha letto Voltaire, Montesquieu, Rousseau, le idee illuministe. Le idee della rivoluzione francese lo hanno influenzato profondamente. E dentro di lui cresce una domanda che non lo lascia dormire. Perché la Sardegna deve restare nell'oscurità del feudalesimo? Perché i sardi devono essere schiavi nella propria terra? Nel 1791 muore sua moglie Anna, un dolore immenso. Ma Angioy non si ferma, riprende con ancora più energia le sue sperimentazioni agricole, i suoi studi, la sua attività di magistrato. Senza saperlo, si sta preparando al momento più importante della sua vita. Arriviamo al 1793. La Francia rivoluzionaria attacca la Sardegna. Nel gennaio del 1793 i francesi bombardano Cagliari e tentano di sbarcare. Poi provano a conquistare l'arcipelago della Maddalena. Un giovane ufficiale francese guida una delle operazioni. Si chiama Napoleone Bonaparte. Ma i Savoia non hanno fatto nulla per difendere l'isola. Niente fortificazioni, niente esercito, niente. E allora i sardi cosa fanno? Si organizzano da soli, creano un esercito di volontari, raccolgono fondi, si equipaggiano e respingono i francesi, vincono. Angioy contribuisce personalmente,
Raccoglie donazioni dai privati per la difesa di Cagliari e organizza le milizie dell'Oceano, guidate dallo zio Taddeo Arras. I sardi hanno salvato il regno di Sardegna, da soli, senza l'aiuto dei Savoia. E cosa chiedono in cambio? Giustizia, rispetto, dignità. Gli stamenti sardi, i rappresentanti dei tre ordini ecclesiastico, militare e reale, si riuniscono e formulano le famose 5 domande da presentare al re. Convocazione degli stamenti per legiferare, osservanza dei privilegi e delle leggi fondamentali del Regno di Sardegna, riserva delle cariche pubbliche ai sardi, istituzione di una sala d'appello alla Reale Udienza, creazione di un ministero per gli affari di Sardegna a Torino. Non stanno chiedendo l'indipendenza, non stanno chiedendo neanche la rivoluzione, stanno semplicemente chiedendo di poter governare la loro terra, di avere voce in capitolo nel loro destino. Nell'agosto 1793 una delegazione parte per Torino. E qual è la risposta del re Vittorio Amedeo III? Rifiuta tutto. Anzi, ordina lo scioglimento degli stamenti e fa attendere i delegati 3 mesi prima di riceverli. Un insulto. I sardi hanno rischiato la vita per difendere il regno e il re li tratta come mendicanti. E allora esplode tutto. Il 28 aprile 1794, la notte tra il 27 e il 28 aprile, un gruppo di soldati va ad arrestare gli avvocati Vincenzo Cabras ed Efisio Pintor, capi del movimento patriottico. Ma il popolo reagisce. Le campane suonano a stormo, la folla assalta Castello, il quartiere fortificato dove risiedono i viceré e i piemontesi. Danno fuoco alle porte, sfondano, disarmano i soldati. È Sadie de Sacciappa, il giorno della cattura. In pochi giorni tutti i 514 funzionari piemontesi, compreso il viceré Vincenzo Balbiano, vengono arrestati e cacciati dalla Sardegna. Tutti, via! L'isola è libera. È la prima rivoluzione europea dopo quella francese. E oggi quel giorno lo celebriamo come Sadie de sa Sardegna, istituito con legge regionale come momento fondativo dell'autonomia. Se questa storia ti sta piacendo, lascia un like. Aiutami a far conoscere a tutti il coraggio di chi ha lottato per la nostra libertà quando nessuno ce la voleva dare. Dopo il 28 aprile 1794, la Sardegna vive un periodo incredibile. Gli stamenti si autoconvocano e prendono il controllo dell'isola. Istituiscono milizie cittadine, aprono le assemblee al pubblico, pubblicano il giornale di Sardegna per rendere trasparenti le decisioni. È una breve, intensa stagione di autogoverno sardo. Ma il movimento si divide. C'è il partito moderato, i nobili, la borghesia caladitana, che vuole solo più autonomia ma resta fedele al re. E c'è il partito democratico che vuole abolire il feudalesimo, dare potere al popolo. E nel 1795 il sangue scorre per le strade di Cagliari. Il 6 luglio viene ucciso l'intendente generale Gerolamo Pizzolo e il 22 luglio il generale delle armi Gavino Pagliaccio, marchese della Planargia. 2 figure invise al popolo perché considerate traditori, troppo vicine ai Savoia. Nel settembre 1794 era arrivato un nuovo viceré, Filippo Vivalda di Castellino, ma le rivolte non si placano, anzi si spostano, dal sud al nord. Il 28 dicembre 1795 a Sassari esplode la rivolta antifeudale. Migliaia di contadini dell'Ogudoro circondano la città. Il Luca dell'Asinara e i feudatari fuggono terrorizzati. I capi della rivolta sono Gioachino Mundula e Francesco Cillocco. I contadini cantano un inno che diventerà leggendario, scritto da Francesco Ignazio Mannu. Procurate moderare barones sa tirania. Cercate di moderare, baroni, la tirannia. È la rabbia dei secoli che esplode. È il grido degli oppressi. E il viceré Vivalda è terrorizzato. Sassari è fuori controllo. Il Logudoro è in fiamme. Serve qualcuno che vada lì e riporti l'ordine. E chi mandano? Il 3 febbraio 1796 nominano Giovanni Maria Angioy alternos, cioè vicario del viceré con pieni poteri. Lo mandano per reprimere la rivolta, ma quello che non sanno è che stanno accendendo la miccia della bomba più grande. Il 13 febbraio 1796 Angioy parte da Cagliari con una piccola scorta. Attraversa la Sardegna e in ogni paese che attraversa succede qualcosa di incredibile. La gente esce dalle case, gli espone i propri disagi, le proprie sofferenze. Angioy ascolta, vede con i suoi occhi la miseria, lo sfruttamento, l'oppressione feudale. Vede i contadini che non hanno da mangiare, vede i bambini che muoiono di fame, vede i feudatari che vivono nel lusso succhiando il sangue dei poveri. E capisce che lui non può reprimere questa rivolta, perché questa rivolta è giusta. Il 28 febbraio 1796 Angioy entra a Sassari. È un trionfo. Migliaia di persone lo accolgono cantando il Te Deum.
La folla urla «Viva l'Alternos! Viva la nazione sarda! Viva la libertà!». In quel momento Giovanni Maria Angioy smette di essere un magistrato del re, diventa un rivoluzionario. Nei 3 mesi che passa a Sassari lavora per ridurre la carestia, migliora le condizioni del popolo, cerca di fare da mediatore tra feudali e vassalli, ma soprattutto raccoglie le denunce contro i feudatari e inizia a parlare di una cosa impensabile: l'abolizione del feudalesimo. La borghesia moderata claritana lo aveva mandato a Sassari sperando che reprimesse i rivoltosi, ma Angioy fa l'esatto opposto: spinge le comunità di villaggio a unirsi in un'unica confederazione capace di imporre l'abolizione del sistema feudale. A Cagliari si allarmano: quest'uomo sta diventando troppo pericoloso. E poi arriva la notizia che cambia tutto. Il 15 maggio 1796 la Francia firma la pace con il re di Sardegna Vittorio Amedeo III. Angioy sperava nell'appoggio francese, ma ora la Francia non ha più interesse alla Sardegna. È solo, ma decide comunque di giocarsi tutto. Il 2 giugno 1796 Angioy parte da Sassari con un esercito di alcune centinaia di cavalieri armati, piccola nobiltà rurale, professionisti, sacerdoti, possidenti, e marcia verso Cagliari. L'obiettivo? Costringere gli stamenti ad abolire il feudalesimo, cambiare la Sardegna per sempre. Ma a Cagliari si convincono che Angioy voglia instaurare una repubblica. Il viceré Vivalda il 7 giugno lo rimuove dalla carica di Alternos. Sul suo capo viene messa una taglia di 3.000 lire sarde. L'8 giugno 1796 Angioy arriva a Oristano, al ponte sul fiume Tirso. Lì lo aspetta l'esercito fedele al viceré, guidato da Vincenzo Sulis, comandante carismatico della milizia popolare che aveva respinto i francesi ma fedelissimo a Sabaudo, politicamente miope e devoto all'ordine costituito. Combattono, ma Angioy viene sconfitto e soprattutto viene abbandonato dai suoi. I nobili che lo seguivano scappano, gli hanno voltato le spalle, è finita. Si rifugia dall'amico Don Michele Obino a Santo Lussurgio. Poi nella notte tra il 13 e il 14 giugno fugge, inseguito dalla cavalleria nemica. Attraversa la Planargia, arriva a Tiesi, poi a Sassari. Il 16 giugno 1796, la sera, da Porto Torres, si imbarca clandestinamente per Genova. Non rivedrà mai più la Sardegna. Genova, Livorno, Bologna, Ferrara, Castiglione. Angioy tenta disperatamente di contrarre Napoleone per convincerlo a liberare la Sardegna, ma la pace con il Savoia ha chiuso quella porta. Nell'ottobre 1796 muore il re Vittorio Amedeo III. Gli succede Carlo Emanuele IV, che sorprendentemente invita Angioy a Torino garantendogli la libertà. Angioy ci spera, forse può ancora convincere il nuovo re ad abolire il feudalesimo. Va a Torino, ma si rende conto che non ha possibilità. Viene a sapere di un complotto contro la sua vita e fugge di notte da Casale, destinazione Francia. A Parigi scrive un memoriale sulla Sardegna nel 1799. Cerca fino all'ultimo di convincere il governo francese a liberare la Sardegna e Savoia e creare una repubblica sarda protetta dalla Francia. Ma nessuno lo ascolta. La Sardegna non interessa a nessuno. Nel frattempo, in Sardegna la repressione è spietata. I suoi seguaci vengono arrestati, processati, alcuni giustiziati. Il movimento angioiano viene schiacciato nel sangue. E Giovanni Maria Angioy? Vive a Parigi, in Rue Front-de-Mars, numero 3, al primo piano, ospite di una vedova di nome Catherine Dupont. È povero, è solo. Le sue 3 figlie sono rimaste in Sardegna e non le rivedrà mai più. Madame Dupont si prende cura di lui come se fosse suo figlio. Gli dà da mangiare, lo sostiene, lo ama. E lui? Lui continua a sognare, continua a scrivere, continua a sperare che un giorno, in qualche modo, la Sardegna sarà libera. Il 22 febbraio 1808, in quella stanza al primo piano di Rue Front-de-Mars, Giovanni Maria Angioy muore. Ha 56 anni. È quasi indigente. Nel testamento riconosce di essere debitore di Madame Dupont di 3.500 franchi e la ringrazia per le cure e l'affetto filiale che le ha dimostrato. Catherine Dupont paga 20 franchi per la registrazione del corpo e 45 franchi per la messa e la sepoltura. La cerimonia si tiene nella chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois, a Parigi. Ma dove è sepolto? Non lo sappiamo. Le indagini fatte fino ad oggi non sono riuscite a stabilire in quale cimitero di Parigi sia stato seppellito. Probabilmente è una fossa comune. L'eroe della Sardegna non ha nemmeno una tomba. Ma la storia non finisce qui. Nel 2024 la ricercatrice Adriana Valenti Sabouret, dopo un paziente lavoro negli archivi parigini, ha scoperto la chiesa dove si tennero i funerali di Angioy e numerosi documenti sulla sua vita parigina. Ha anche trovato la tomba di Don Michele Obino, l'amico che lo aveva aiutato a fuggire, nel cimitero di Père Lachaise.
Urbino morì nel 1889, 31 anni dopo Angioy, anche lui in esilio. Adriana ha trovato il passaporto che Angioy richiese per andare in Francia. Descrive un uomo di altezza media, barba e capelli castani, viso ovale pieno, naso mediocre, mento rotondo, occhi castani. Queste ricerche hanno restituito un volto, una storia, un'umanità a Giovanni Maria Angioy. Non più solo un nome sui libri di storia, ma un uomo in carne e ossa che ha sofferto, amato, sperato, lottato. Oggi Angioy è un simbolo. Per alcuni è l'eroe dell'autonomismo e dell'indipendentismo sardo. Il patriota che sognava una Sardegna libera. L'uomo che disse no al feudalismo e ai Savoia. Per altri fu un voltagabbana, un ambiguo, un uomo che tradì i suoi padroni e finì tradito a sua volta. Un idealista ingenuo che guidò i sardi verso un disastro. La verità? Giovanni Maria Angioy era un uomo del suo tempo. Era un illuminista che credeva nella giustizia, nell'uguaglianza, nel progresso. Era un magistrato fedele al re che si trovò di fronte all'orrore del feudalesimo e decise di schierarsi con gli oppressi. Era un uomo che scelse di perdere tutto: famiglia, ricchezza, patria, dignità, per un ideale di libertà. Ci riuscì? No. La Sardegna rimase sotto i Savoia fino all'unità d'Italia. Il feudalesimo fu abolito solo nel 1836, quasi 30 anni dopo la sua morte. Ma il suo grido di libertà, il suo rifiuto di piegarsi, il suo coraggio, quello resta. E oggi, circa 230 anni dopo, ancora si canta procurare e moderare in manifestazioni autonomiste sarde. Angioy compì qualcosa di durevolissimo. Trasformò il sentimento di rivolta anticoloniale in progetto politico coerente, l'autonomismo sardo. Prima di Angioy la resistenza sarda era localistica, dopo Angioy la resistenza diventa consapevolezza nazionale. L'obiettivo non è più solo respingere un nemico specifico, è creare uno Stato sardo sovrano, governato da sardi secondo diritto sardo, con istituzioni democratiche e rappresentative. Nel 1948 la Costituzione italiana istituisce lo Statuto speciale della Sardegna, riconoscendo l'autonomia amministrativa. È una concessione dello Stato italiano che assorbe in forme legali una parte del desiderio autonomista angioiano. E oggi il movimento autonomista sardo, dai partiti moderati ai movimenti indipendentisti radicali, invoca Angioy come fondatore spirituale. Il simbolo di Angioy rappresenta la legittimità della rivolta popolare contro il colonialismo, la possibilità di riforma dall'interno, il primato del diritto popolare su quello dinastico, l'unità intorno a un progetto coerente. La sovranità appartiene al popolo sardo, non al sovrano che la governa. Secondo te Angioy fu un eroe visionario o un illuso abbandonato da tutti? Se pensi che la storia di Angioy dica ancora qualcosa alla Sardegna di oggi, iscriviti al canale e lascia un like. E scrivimi nei commenti, conoscevi già questa storia? Cosa sarebbe successo se avesse vinto? Arrivati alla fine, non posso che ringraziarti davvero per il tuo tempo. Raccontare Giovanni Maria Angioy non significa parlare solo del 1700, ma guardare in faccia le radici profonde dei problemi e dell'orgoglio sardo. Se vogliamo capire dove stiamo andando, dobbiamo sapere da dove veniamo. E Angioy, nel bene e nel male, fa parte di quello che siamo. Ricordare chi siamo è il primo passo per decidere chi vogliamo essere domani. Grazie davvero di cuore per essere stato con me in questo viaggio. La Sardegna ha memoria lunga e quella memoria deve restare viva, consapevole, rivendicata. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video su l'Isola Informa.